Cassolaro si prepara alla grande mobilitazione contro le ruspe e i cantieri previsti per l'installazione dei megapiloni dell'alta tensione nell'area verde a ridosso di case e tracciato autostradale della 57 già destinata a bosco, eppure con il vincolo stranamente scomparso, con un improvviso e incomprensibile colpo di coda. E la consigliera di municipalità di Favaro Veneto, Roberta Tossato, avvocato cassazionista, a manifestare per conto della comunità perplessità per i tanti punti oscuri del progetto in essere. I cittadini hanno messo in evidenza con una petizione di 500 firme le problematiche collegate a questa installazione e la municipalità ha accolto le loro richieste ponendo al voto, e che è stato votato all'unanimità, un documento in cui si chiede che venga valutata una collocazione diversa rispetto a quella che è stata proposta, perché le criticità di questo territorio sono molteplici. Negli anni 70 c'è stata un'alluvione, quindi il Consorzio Acque Risorgive in sede di conferenza dei servizi dovrà sicuramente esprimere un proprio parere, e proprio in vista di questa conferenza dei servizi l'amministrazione territoriale, e noi chiediamo anche che quella comunale, possa porre al primo piano le esigenze di qualità di vita, di tutela del territorio e anche di programmazione futura.